Saranno circa 84 milioni di euro le risorse destinate dal Governo sul tema delle politiche sociali alla Sicilia, nell'ambito del PNRR. Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, con un decreto specifico, ha assegnato dunque per gli ambiti territoriali sociali alla Sicilia queste ingenti somme. L'obiettivo sarà quello di favorire le attività di inclusione sociale per i soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. Sono oltre 1.250 i milioni di euro le somme destinate in tutta Italia agli ambiti territoriali sociali cosiddetti ATS, ai singoli comuni e agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Le risorse destinate per le politiche sociali riguardano il sostegno alle persone vulnerabili e anziani non autosufficienti, percorsi di autonomia per persone con disabilità. Sono previste misure specifiche per le famiglie in difficoltà, aiuti per alloggi e dotazioni strumentali moderne per le persone anziane, al fine di garantire loro una vita autonoma ed indipendente.